Proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso lo stadio comunale e Seneto di Agrigento. I lavori, ricordiamo, sono stati finanziati dall'assessorato regionale alle infrastrutture grazie all'attività di programmazione e interlocuzione istituzionale portata avanti dall'assessorato ai lavori pubblici del comune di Agrigento, diretto da Gerlando Principato. Come comunicato già dal direttore dei lavori, sono state completate le opere di incantieramento e risultano già eseguiti gli scavi per il passaggio delle linee elettriche a servizio delle torri faro, oltre alla realizzazione dei pali di fondazione dei plinti. Le torri faro e i corpi illuminanti sono stati già forniti e si trovano in un deposito presso i magazzini della stessa impresa, pronti per la fase di installazione a completa maturazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo armato. Come assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, scrive Gerlando Principato, esprimo soddisfazione nel vedere un finanziamento importante trasformarsi in un cantiere attivo, un segno concreto di un lavoro amministrativo che punta alla qualità delle opere e alla sicurezza dei cittadini. L'intervento non si limita alla sola riqualificazione di un impianto sportivo strategico, ma assume un valore fondamentale anche sotto il profilo della protezione civile, poiché lo stadio Seneto è stato individuato nel piano di protezione civile comunale, aggiornato nell'ottobre del 22 e approvato il 7 dicembre del 22 come area di ricovero e accoglienza della popolazione in caso di calamità naturali. Continueremo, conclude l'assessore Principato, a seguire con attenzione l'evoluzione dei lavori affinché l'opera venga completata nei tempi previsti e secondo gli standard di sicurezza e funzionalità attesi dalla città